Pavia-Padova con Giambosio, commento tecnico. È stata una bella partita, è stata una partita da semifinale, esattamente 20 minuti che sono studiate, alla fine di un pareggio. Dopo il terzo quarto è venuta fuori molto bene Padova, grande individualità di Fonzio, Visentin, il playmaker Rowing e il tiratore Contin. Ha preso il là più 13, 46 a 33, sembrava game set match, sembrava ci aspettassimo 10 minuti di garbage time, invece Pavia ci ha messo, posso dirlo, cojones nell'ultimo quarto, ha fatto una bossa and one su Di Fonzio e con i canestri di Poggi è riuscita con 13-0 a pareggiare e addirittura andare in vantaggio. Lì, come succede spesso in queste rimonte, hai speso tanto, arrivi agli ultimi minuti, ti sei stanca, e Padova invece è stata brava a non innervosirsi, a mantenere il sangue freddo, ha fatto già la palla su 51 pari, 2 triple di Contin, 58-51, 57-51. Han chiuso la partita. Onore a Padova, veramente una bella squadra, ha giocato bene, merita questa finale e soprattutto ha dimostrato, perché facendosi rimontare non si è innervosita come spesso accade ed è riuscita a vincerla. Onore anche per Pavia, giocano in pochi, rotazioni limitate, ieri supplementare non stanchi, quando sei sotto di 13 cerchi di, tu sai, hai giocato, rischi di sbaraccare, di perdere qualcosa, invece grande cuore, hanno un grandissimo cuore. Finale all'insegna del grande cuore. Sì, mi dispiace che purtroppo vince sempre una sola, però Pavia ha dimostrato tanto e magari domani simpatizzo un po' per loro, un po' sottufare, però mi è dispiaciuto vederli abbattuti perché hanno fatto la situazione della rimonta. Comunque bella pallacanestro, giocarla qui in questo Palasport in cui c'è stata la Serie A tanti anni, in cui ancora si sente l'aria tiro da 3 punti di Nembo Kid, Antonello Riva, dei canestri di Stati, contro Virtus Bologna, e insomma è buono per Gorizia. Grazie.